prevediamo precipitazioni consistenti in tutta la zona montana e pedemontana, vicentina, bellunese e trevigiana. Quindi lì ci saranno le precipitazioni maggiori. Le criticità relative ai corsi d'acqua secondari e a rischio frane sarà ancora più marcata nella Val Belluna e nella pedemontana trevigiana. Un fronte meteo intenso che sta attraversando la regione, in cui il picco di criticità è previsto nelle prossime ore. Allerta rossa per il rischio idrogeologico nella zona Piave pedemontano e allerta arancione per il rischio idrogeologico in Alto Piave, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, per il rischio idraulico in Basso Brenta, Bacchiglione. I corsi d'acqua da attenzionare maggiormente sono quelli della fascia pedemontana, come ad esempio i bacini del Lagno, del Chiampo, dell'Astico, del Muson dei Sassi e del Monticano. Quelli principali avranno un innalzamento del livello, in modo particolare stimiamo su Livenza, Bacchiglione, Brenta, ma quelli secondari avranno un innalzamento ancora maggiore, in modo particolare, visto che la zona particolarmente colpita è quella anche della pedemontana trevigiana, ci attendiamo livelli alti sul Muson, sul Monticano, sul Meschio, insomma sui corsi d'acqua che riguardano, che insistono in quella zona. Precipitazioni importanti che toccheranno 300 mm di pioggia in alcune zone. A completare il quadro di allerta, i venti forti che in quota toccheranno anche i 100 km/h, un'allerta rossa e vento poco frequente che richiama inevitabilmente alla memoria Vaia. Allora, con Vaia tutto il Veneto era rosso, in questo caso solo una zona, ma c'è quella zona che è in rosso e la parte della montagna bellunese prevede fenomeni particolarmente intensi piovosi, è in arancione, non sarà Vaia, ma teniamo presente che saranno comunque fenomeni intensi. Sindaci e forze dell'ordine preallertati, e anche sul bacino del Piave, nonostante sia connotata come zona gialla, si guarda alla nuova ondata di maltempo con attenzione. Per quanto riguarda la nostra zona, quindi l'area del Piave, è con uno stato di un colore giallo e quindi stiamo tenendo controllato per vedere come chiaramente vediamo gli ultimi episodi, gli ultimi fenomeni. Quando ci sono insomma dei fenomeni temporaleschi, chiaramente sono un po' particolari e vanno tenuti con stato di attenzione. Ci diranno per quanto riguarda la portata del fiume Piave, in base a questa comunicazione che ci arriverà noi allerteremo ufficialmente la cittadinanza. Intanto si attendono i nuovi bollettini, i conti si faranno con i dati della nottata.